Più giustizia sociale ma niente sconti per gli evasori. Parte da queste idee la lotta dei comuni bellunesi contro Equitalia. Dopo Calarza tocca ai comuni della comunità montana Val Belluna dire addio ai servizi della società incaricata della riscossione dei tributi, servizi che ogni anno costano agli enti locali quasi 10.000 euro, soldi che da oggi verranno risparmiati. Conoscendo le realtà dei nostri cittadini e anche le difficoltà, nel trattare un tema difficile come quello della riscossione coattiva, crediamo che si possa avere un approccio molto più soft. La riscossione dei tributi sarà gestita direttamente dalla comunità montana, che offrirà pagamenti più dilazionati, più tempo per saldare il debito e potrà avere un occhio di riguardo verso i soggetti in difficoltà. Ma attenzione, in tutti i casi niente sconti, soprattutto agli evasori. Dobbiamo appunto con questa maniera scindere quelli che sono i problemi sociali che conosciamo e che dobbiamo intercettare prima che diventino problemi sociali gravi, perché poi è il comune che dovrà far fronte, ma dobbiamo scinderli da quelli che invece sono i furbetti del quartierino e credono che sia tutto dovuto e che sia tutto gratis. No a Equitalia e no alla tesoreria unica. Si moltiplicano i comuni che hanno approvato o stanno studiando delibere per bloccare i trasferimenti delle proprie tesorerie allo Stato. Da Cortina a Castellavazzo fino ai comuni della Val Belluna e dell'Alpago sale la protesta dei primi cittadini. Stiamo in questo momento valutando quella che è la normativa e cercando di capire come ci possiamo muovere, perché effettivamente non ci sembra che sia una scelta o comunque un modo di operare corretto. Ma c'è chi, pur condividendo la battaglia, non ci sta e non vuole passare per evasore. Le tesorerie vanno lasciate ai territori, però fintanto che c'è una norma che mi dice che io devo trasferire, io trasferirò. Mi batterò però perché venga cambiata questa norma.